Una bomba sta per esplodere sul mercato. Il Napoli è in corsa per un difensore centrale dell'Arsenal e ha già fatto un'offerta. Cosa significa questo per il futuro della nostra difesa? Saremo pronti per un'altra stagione di grandi emozioni. Non perdetevela. Iscriviti al canale e lascia il tuo like per non perderti nulla delle ultime mosse del nostro Napoli. Dall'Inghilterra arriva la notizia che il Napoli è interessato al terzino dell'Arsenal Jakub Kiwior. Il club azzurro ha presentato un'offerta iniziale di 12,5 milioni di sterline, circa 15 milioni di euro, per il giocatore. È una mossa che merita senza dubbio la nostra attenzione. Kiwior ha collezionato 50 presenze con l'Arsenal dal gennaio 2023, ma in questo inizio di stagione ha avuto solo 2 opportunità di esordire in Premier League. Questo ci porta a chiederci: è alla ricerca di una nuova sfida? Il Napoli, sotto la guida di Antonio Conte, è alla ricerca di un centrale che possa essere l'alternativa ideale a Buongiorno e Ramani. E sembra che Kiwior rientri in questo profilo. Con la concorrenza di Juventus e Inter per un difensore, il Napoli sembra essere in vantaggio per assicurarsi questo rinforzo. Tuttavia, c'è una fregatura: l'Arsenal valuta Kiwior più di 25 milioni di euro, il che potrebbe rendere l'affare difficile. Ed ecco la riflessione che voglio proporvi. Il Napoli dovrebbe alzare l'offerta per soddisfare le richieste dell'Arsenal? È una decisione rischiosa, ma necessaria. Dopotutto, abbiamo bisogno di un difensore che possa dare maggiore sicurezza alla nostra difesa, soprattutto nelle competizioni in cui ogni punto conta. In tutta onestà, sono combattuto. Da un lato, Kiwior ha un potenziale e potrebbe essere un'ottima aggiunta alla nostra squadra. D'altra parte, vale i 15 milioni di euro. Cosa ne pensate? È chiaro che il futuro del Napoli dipende da queste mosse di mercato. Un acquisto solido potrebbe spingere la squadra verso il titolo, mentre un errore di valutazione potrebbe costare caro. Cosa ne pensate di questa situazione? Voglio sentire le vostre opinioni qui sotto. La vostra interazione è essenziale per noi tifosi appassionati. Quindi, se vi è piaciuto questo contenuto e volete rimanere aggiornati su tutte le notizie del Napoli, non dimenticate di mettere like, condividere e iscrivervi al canale. E, naturalmente, attivate la campanella per ricevere tutti gli aggiornamenti indispensabili. Seguiamo insieme questo emozionante viaggio.